Un grande chef metterà alla prova ignari riders giudicandone il servizio e alla fine decreterà un solo vincitore. Tutto questo è... Consegne da incubo. Oggi lo chef si trova a Monte Pellegrino, la montagna che sovrasta Palermo. Sarà una dura prova per i riders arrivare fin qui. Lo chef è già pronto ed aspetta trepidante l'arrivo del primo rider. E dopo una lunga attesa, eccolo! Salve! Salve. Ho una consegna per lo chef Scannafacciuolo. Sì, io sono, appoggiala qua e ti vai a mettere a impiccicare là che tra poco cominciamo. Di che sta parlando? Sì, però veloce. Lo chef è già contrariato per il ritardo del primo rider. Speriamo che il secondo non si faccia attendere. Salve. Lo chef Scannafacciuolo. Sì, io sono qua. Una consegna. Sì, appoggiala qua e ti metti vicino all'altro scafazzato che tra poco cominciamo. Ma che state facendo? Scusa. Sì, velocizza, dai, stiamo lavorando, velocizza. Possiamo iniziare con... Consegne da incubo. Lo chef si accinge a giudicare il primo rider. Vediamo come andrà. E allora, tu cosa hai portato? Perché lo sta chiedendo a me? L'ha ordinato lei. Un panino con la mizza. Come tutto faccio piano e un tamugiare. Iniziamo col tempo di consegna, avevo ordinato un panino con lame e un saschetto. Tu ci hai messo così tanto tempo che il panino nel frattempo si è maritato e sua moglie è incinta di 2 mesi. Ma me l'avete fatta tutta corta, fino a qua sopra. Ah, dico una cosa, ma il panino correva puro, perché è tutto sudato. Non ci siamo come ritorno al tuo posto, qui te sei messo. Il primo rider ha giocato le sue carte. Adesso tocca al secondo concorrente. E tu che cos'è questa cosa che hai portato? Caponata di melenzane, l'ha ordinata lei. Ti dico, ci hai messo così tanto tempo per arrivare che aspettando fuori con questo freddo sono tutte aggigliate. Ma poi dico, Valentino Rossi, dimmi una cosa, ma i melenciani sta a accattare tu? Ma guardi, ho perso tempo perché non trovavo il posto, ho lasciato pure il motorino là sotto, nemmeno il navigatore satellitare riusciva a darmi aiuto. Dico, ma mentre salivi sei scoppato? No, sono salito a piedi, le ho No, detto. perché c'è la vaschetta che è sbuccata fuori tutta la cosa della caponatina e ho le mani che mi sghillano, dalle che c'è? Mi sghillano. A me dispiace, però se lei mi paga io me ne vado e E torno poi al ti lavoro. pago, lascio le mani tutte insieme a te e si allordano le sacchette. O ti pago alla fine, ti pago. Niente di buono per lo chef Scannafacciuolo e le sue mani insivate. Sarà difficile per lui decretare il vincitore di... Consegne da incubo. Ma sinceramente quando ho visto le telecamere penso fosse uno scherzo. Ma quando è che va in onda che lo faccio vedere a mia madre? Scusate, ma io devo andare, mi state facendo perdere mezz'ora di tempo, ho il motorino là sotto, io sto lavorando. È il momento del verdetto. Vince la puntata di Consegne da incubo il rider numero 1. E allora come rider tutte e due fate schifo, però ti ho fatto vincere perché mi servono 50 panini con la mizza per domenica mattina che ci farò scheticcio una bella mondello. A proposito, dato che tu sei lentissimo, ti conviene poi sabato la mattina. Si conclude questa avventura. Vi aspettiamo alla prossima puntata di... Consegne da incubo. Chef, mi scusi, a parte gli 8 euro, non è che mi può accompagnare giù a scendere che c'ho il motore lassù? Metti a camminare che a scendere tutti i santi aiutano. Vai, vai.